Dalle bianche statue del Sinis ai campioni olimpici e paralimpici dello sport sardo, la terra dei giganti. Nicolò De Rigia è uno dei personaggi straordinari che la Sardegna vanta. La sua storia giustificherebbe un libro solo per lui, perché dello sport ne è protagonista e studioso. Un gigante che studia se stesso, che lo scolpisce con arte. Nato nel 1940 a Tadasuni, scorre la gioventù a contatto con la natura e con gli animali della sua terra. La vita di un qualsiasi ragazzo alle prese con una realtà difficile. Ma è proprio il contatto con la natura che semina gli interessi che verranno elaborati negli anni della maturità. È da maggiorenne che scopre la passione per lo sport. Lascia il suo paese per spostarsi a Roma e inizia il suo percorso con il gruppo sportivo dei Carabinieri. Dal 1960 al 1977 conta più di 70 trasferte internazionali e altre di prestigio mondiale. Una lunga carriera che non si limita all'attività d'atleta, inizia un percorso di ricerca sulla biologia umana, soprattutto legata alle prestazioni sportive. Da bambino aveva esercitato la sua particolare sensibilità nel rapporto con gli animali, in particolare ama i cavalli. Attraverso il rapporto con i cavalli inizia a formare le basi per il suo sistema di allenamento, secondo lui, per poter scoprire il linguaggio del corpo. Nicolò ha modo di partecipare a varie sperimentazioni sul corpo umano che lo faranno col tempo diventare prima allenatore di se stesso e poi degli altri. La più importante da menzionare, che gli è valsa il diploma olimpico, è quella avvenuta durante le Olimpiadi svoltesi a Messico del 1968, Investigaciones de Genética y Biologia Humanas. I suoi studi sul corpo umano vengono poi approfonditi alla Scuola dello Sport di Roma, dove si diplomerà maestro di sport. Gli anni trascorsi nel club di equitazione di Tor di Quinto a Roma furono determinanti. Svolse circa 300 lezioni a cavallo. Venne poi chiamato dal conte Gasparri nella sua tenuta per domare 30 purosangui ostili ai butteri. Attraverso particolari esercizi, eventi fortuiti e l'aiuto della musica, faceva ascoltare ai cavalli le loro hit di Barry White, riuscì in poco più di un mese a domare i cavalli. Le sue partecipazioni alle Olimpiadi sono quasi di secondo piano. Nel 1962 entra a far parte della nazionale italiana di pentathlon moderno. Nel 1968 partecipa alle Olimpiadi di Messico. Nel 1972 è nuovamente inserito nell'albo olimpico per la sua partecipazione all'edizione dei Giochi di Monaco di Baviera. La sua attività agonistica prosegue ancora fino al 77, quando, a seguito di un infortunio, decide di abbandonarla per dedicarsi all'insegnamento, da cui consegue lodevoli risultati, tra cui i più importanti sono 5 titoli italiani con allievi di pentathlon, 3 titoli italiani con allievi di scherma, 1 titolo italiano con gli allievi di atletica leggera, ottenendo anche il record italiano. Inizia la sua attività in palestra con una preparazione ginnica che prenderà il nome di Gin Nick. Nel 1992 è parte lesa di un gravissimo incidente automobilistico che gli costerà, tra gli altri problemi fisici, anche un trauma cranico. A dispetto di tutti i pronostici negativi dei medici, si sveglia dal coma dopo più di un mese. Il suo speciale allenamento svolto fino a quel momento e ripreso praticamente subito dopo il suo risveglio gli ha consentito di salvarsi e di tornare con soli 6 mesi in ottima forma fisica e riprendere a svolgere le regolari lezioni in palestra. Da ogni esperienza il maestro Nicolò ha saputo apprendere e fare suo l'alfabeto che oggi mette al servizio dei suoi atleti. Un gigante che ha sempre guardato negli occhi la vita e che è tornato per celebrare la terra dei giganti nel suo paese, e a tutte le famiglie di Tadasuni è stato donato il testo per poter apprezzare la storia del concittadino. Dalle bianche statue del Sinis ai campioni olimpici e paralimpici dello sport sardo, la terra dei giganti.